Oggi appunto parliamo di questo processo creativo che è tutto il percorso che stiamo facendo per realizzare la nuova produzione, e questo formato dei making of è un formato che usiamo già da diverso tempo per raccontare appunto tutta la strada che si fa prima di un debutto e di arrivare quindi al prodotto finito. Nel nostro caso sono percorsi che durano anche 2 anni e che quindi difficilmente riescono ad emergere in modo limpido dalla sola visione di 60 minuti di spettacolo. E per noi è diventata una pratica costante di avvicinamento alla fruizione dello spettacolo teatrale, che in questo momento di grande difficoltà per la nostra categoria, secondo me ha anche un'altra funzione, cioè quella di riuscire a far emergere in modo chiaro tutte le professionalità che stanno dietro a 60 minuti di spettacolo teatrale, tutte le persone che di solito rimangono sempre dietro le quinte, ma che in realtà sono parte delle maestranze dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e che rischiano di essere sempre invisibili. Lo spettacolo di cui parliamo oggi è appunto Earthbound. È una produzione internazionale, il capofila è ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, poi c'è il CSS, il Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, e poi c'è la collaborazione per la seconda volta per noi con il Teatro São Luís di Lisbona, Atarumba Teatro de Marionetas, che è una compagnia di teatro di figura che fa uno dei festival dedicato a questi linguaggi di burattini, marionette e creature animatroniche più conosciuto a livello europeo. Il festival si chiama FIMFA e viene fatto sempre a Lisbona. Poi abbiamo avuto anche il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura a Lisbona. E diciamo, oltre ai coproduttori che ci sostengono, ci sono anche appunto i collaboratori. Di solito quando faccio i making of ci sono anche loro, ma oggi non potevano essere qui, e sono loro che di solito raccontano i diversi aspetti del percorso creativo e di ricerca che facciamo, che vanno dall'aspetto teorico del tema che sta al centro dello spettacolo a quello ingegneristico della progettazione e realizzazione delle creature animatroniche che di solito uso in scena, oppure dalla scrittura drammaturgica alle tecniche di manipolazione che uso in scena. E quindi questi collaboratori li vedrete soltanto nelle fotografie che scorreranno nella presentazione, e sono in particolare Paola Villani, che è una scenografa che ha fatto nascere e faceva parte della compagnia Pathos Formel. Lei si occupa appunto della progettazione e realizzazione delle scene e di tutta la parte animatronica che viene utilizzata sul palco. Marco Rogante, che mi assiste nella scrittura drammaturgica e nella regia della messa in scena, e da questa produzione assiste anche Paola nelle realizzazioni animatroniche. E poi c'è Giacomo Raffaelli, che è un artista visivo e un ricercatore che ci aiuta a destreggiarci tra gli aspetti teorici del progetto. Allora, di cosa parla questo nuovo spettacolo? Io sono ormai 11 anni che mi occupo di femminismo, che costruisco i miei lavori teatrali intorno a tematiche femministe. Il percorso è iniziato nel 2009 con È bello vivere liberi, in cui attraverso la biografia di Ondina Peteani ho cercato di raccontare come la lotta al nazifascismo non sarebbe stata possibile senza il ripensamento del ruolo femminile nella società. Un ripensamento che ha permesso alle donne durante la Resistenza di ricoprire incarichi, di intraprendere azioni, ma anche relazioni affettive, amorose, amicali, che erano assolutamente inconciliabili con il modello femminile che invece il fascismo, il modello dell'angelo del focolare che il fascismo imponeva alle bambine, alle ragazze e alle donne adulte.
Purtroppo sappiamo che una volta finita la guerra, questo ripensamento del ruolo femminile e le donne stesse sono state ricacciate indietro anche dai loro stessi compagni. Quindi nel 2009 ho affrontato per la prima volta questi argomenti e pensavo che sarebbe finita lì. Quindi mi è sembrata una coincidenza che nel 2012 al centro del secondo spettacolo ci fossero di nuovo tematiche femministe. La semplicità ingannata è uno spettacolo che ha di nuovo al centro una storia vera, accaduta alle monache del convento di Santa Chiara di Udine, molto antecedente alla lotta antifascista. Siamo a cavallo tra 500 e 600. Le clarisse del Santa Chiara di Udine erano tutte monache forzate, cioè donne chiuse a forza nei conventi dai padri per risparmiare le doti matrimoniali. Bene, questo gruppo di monache capisce che il fatto di essere chiuse in un convento può essere l'unico modo per creare una micro società tutta al femminile, completamente al riparo dalle interferenze del patriarcato. Un'intuizione che ricorda quella stanza tutta per sé di cui ha parlato Virginia Woolf 300 anni dopo. Per questo spettacolo la fonte principale di ispirazione, oltre ai documenti storici, sono state anche le opere letterarie di Arcangela Tarabotti, una tra, anche lei monaca forzata, veneziana, tra le primissime scrittrici italiane, che non conosce quasi nessuno in Italia, che riesce a pubblicare nonostante sia una donna e nonostante sia chiusa in un convento. Arcangela Tarabotti è considerata a tutti gli effetti una pensatrice proto-femminista, perché rivendica per le donne e per se stessa dei diritti, un termine assolutamente improprio per l'epoca in cui vive, quindi delle istanze assolutamente impensabili per il suo tempo, istanze di cittadinanza, di libertà per le donne, in un momento storico in cui gli intellettuali si interrogavano ancora, gli intellettuali hashtag tutti maschi, si interrogavano ancora su la natura dell'anima come prerogativa esclusivamente maschile. In questo contesto Arcangela Tarabotti dice: le cittadine della Repubblica di Venezia devono essere libere di scegliere chi sposare, se farsi monache oppure no. Quindi anche nel secondo spettacolo le tematiche femministe sono al centro. Quando nel 2015 anche il terzo spettacolo, bene o male, si è concentrato su tematiche di questo genere, cioè la violenza sulle donne, la violenza maschile contro le donne, ho capito che forse avevo tra le mani una trilogia di resistenza al patriarcato. Sorry Boys si ispira anche qui a una storia vera, successa nel 2008 in una piccola cittadina di provincia del Massachusetts, negli Stati Uniti, dove 18 ragazzine, tutte under 16, rimangono incinte contemporaneamente. E si comincia a spargere la voce che non si sia trattato di una coincidenza, ma di un patto segreto di maternità che le ragazze avrebbero fatto per condividere il tempo della gravidanza e soprattutto per allevare poi i bambini in una specie di comune femminile da cui erano esclusi gli adulti e i giovani padri. Perché mi sono incuriosita a questa vicenda? Perché nell'unico documentario che esiste, in cui parlano i protagonisti, le persone vere che l'hanno vissuta, l'unica ragazza che davanti alle telecamere ammette di aver cercato volontariamente e ostinatamente la gravidanza, dice di averlo fatto dopo aver assistito a un femminicidio, per il desiderio di creare un piccolo mondo nuovo al riparo dalla violenza
di cui lei aveva dovuto essere testimone. Come vedete, in tutti gli spettacoli uso i linguaggi del teatro visuale, quindi con diversi tipi di pupazzi, burattini nel caso di È bello vivere liberi, pupazze nella semplicità ingannata, e qui cominciamo a vedere le prime creature animatroniche, queste teste mozze, perché è proprio da questo spettacolo che Paola ha iniziato a collaborare con noi nella progettazione delle creature che stanno in scena. Bene, dopo questi 3 spettacoli, quindi questa trilogia sulle resistenze femminili, perché al centro ci sono 3 storie vere di resistenza al patriarcato, 3 storie di uomini e donne che in epoche e in luoghi completamente diversi hanno cercato di immaginare un modello sociale diverso, più giusto. Pensavo fosse finalmente finita, e invece ho scoperto gli studi di archeomitologia di Maria Gimbutas, che recupera i segni di questa stessa resistenza a questo modello gerarchico e disuguale addirittura nella preistoria, attraverso lo studio del vastissimo patrimonio di racconti epici e miti, in particolare anche di piccole comunità minoritarie, come per esempio nel caso del canto della caduta, il patrimonio di miti della comunità ladina delle Dolomiti, e nel canto della caduta in particolare il mito di Fanes. Non mi dilungo perché altrimenti non la finiamo più. Comunque, dopo aver così scoperto gli studi femministi di archeomitologia, mi è nata una domanda, cioè forse il cammino verso la parità è un racconto di fantascienza, nel senso che sono millenni che ci proviamo a smantellare il patriarcato e a costruire una società basata su un modello diverso da quello che per millenni appunto è stato il soggetto universale, cioè il maschio, bianco, eterosessuale, cisgender, abile. Non ci siamo ancora riuscite, quindi forse è fantascienza, non ce la faremo mai. E con questa consapevolezza pensavo di aver finalmente tolto di mezzo il tarlo del femminismo e potermi finalmente occupare di altro, e invece ho scoperto che esiste la fantascienza femminista, e lì è iniziato un altro trip. La fantascienza femminista è un filone che si sviluppa dagli anni 60 in poi e comprende opere, qui ce ne sono soltanto alcune che poi sono sparse qua se volete dare un'occhiata, opere di autrici donne, tra cui una delle più conosciute, Octavia Butler, che è una delle rarissime autrici nere di fantascienza, che attraverso la costruzione di mondi alternativi mandano all'aria i cliché e gli stereotipi di genere, ma anche razziali nel caso di Octavia Butler, e quindi mettono in discussione anche tutte le implicazioni che ne conseguono in ambito affettivo, riproduttivo, familiare. E vi faccio un esempio per tutti, che è La mano sinistra delle tenebre di Ursula Le Guin. In questo testo Ursula Le Guin immagina un pianeta perennemente ghiacciato chiamato Gethen, che nella lingua locale vuol dire inverno, dove gli abitanti, i Getheniani, sono una nuova specie derivata da anni di sperimentazione genetica su una colonia terrestre. Nel 7° capitolo Ursula Le Guin affronta la questione del sesso su Gethen, immaginando di trovare le note della prima esploratrice atterrata su Inverno. Bene, su Gethen gli abitanti sono per la maggior parte del tempo sessualmente inattivi,
latenti, dice Ursula Le Guin, hanno dei cicli sessuali in cui il 18° giorno di ogni ciclo l'individuo entra in una fase di stimolazione ormonale che viene chiamata Kemmer. Ma attenzione, i ghetheniani, se tenuti in isolamento, nel momento della stimolazione ormonale non subiscono alcun cambiamento, rimangono latenti, perché il genere e la potenza sessuale su questo pianeta si raggiungono soltanto nell'incontro con l'altro. Quindi quando due individui, entrambi nel periodo di Kemmer, si incontrano, la stimolazione ormonale aumenta finché uno dei due raggiunge il predominio ormonale maschile o femminile e a quel punto automaticamente l'altro partner viene attivato e assume il ruolo sessuale opposto. Quindi su Gethen gli individui normali non hanno una predisposizione per l'uno o per l'altro ruolo sessuale e ad ogni incontro non sanno se saranno maschi o femmine e comunque non hanno alcuna scelta a riguardo. Roba che il senatore Pillon andrebbe fuori di testa. Quali sono le conseguenze di questa fluidità di genere? Che qualunque individuo nel momento del Kemmer può diventare femmina e quindi può essere fecondata, può affrontare una gravidanza, un parto e l'allattamento, al termine del quale ogni femmina torna nuovamente ad essere un perfetto androgino. Quindi non si stabilisce nessuna assuefazione fisiologica e, dice Ursula Le Guin, la madre di molti figli può essere il padre di molti altri. Non solo, questa è proprio una citazione presa dal capitolo 7. Conclusioni. La società di Gethen, nel suo funzionamento quotidiano, è senza sesso, eppure i ghetheniani non sono neutri, sono potenziali. Riflettete, chiunque può dedicarsi a qualsiasi cosa. Sembra semplice, ma gli effetti psicologici sono incalcolabili. Il fatto che chiunque tra i 17 e i 35 anni può essere soggetto al ceppo della gestazione e del parto implica che nessuno qui è completamente legato come le donne altrove possono esserlo, psicologicamente e fisicamente. Oneri e privilegi sono distribuiti con perfetta uguaglianza, tutti hanno gli stessi rischi da correre e le stesse scelte da fare. Di conseguenza, nessuno qui è completamente libero come un maschio libero in qualsiasi altra parte dello spazio. Ursula Le Guin scrive queste cose nel 1969. 50 anni dopo, Giorgia Meloni canta "Io sono Giorgia, io sono una donna, io sono una madre", eccetera, eccetera. Quindi non ce la faremo mai. La parità di genere è fantascienza. Femminista, ovviamente. Quindi, per ricapitolare, nella fantascienza femminista, attraverso la narrazione fantastica, le autrici attuano un processo di scomposizione del sistema sociale in cui vivono e dei rapporti di potere su cui si basano, che mettono alcune identità piuttosto che altre in posizioni più vulnerabili. Nella fantascienza femminista le possibilità di futuro, gli altrove che vengono immaginati sono quasi sempre politici, perché contengono i semi dei discorsi sull'intersezionalità che sono diventati il cuore del discorso transfemminista contemporaneo. L'intersezionalità di genere, come nel caso di Ursula Le Guin, l'intersezionalità di razza, come nel caso dei testi di Octavia Butler, ma ci sono anche storie di intersezionalità di specie, che sono quelle a cui si ispira il prossimo lavoro, Earthbound. Per affrontare il tema dell'intersezionalità di specie,
abbiamo dovuto leggere testi di diverse discipline che vanno dalla botanica alla biologia, alla micologia, all'embriologia, alla filosofia, all'antropologia. L'inizio di tutto è stato il primo testo che trovate in alto, Cthulhucene di Donna Haraway. Cthulhucene, sopravvivere su un pianeta infetto nella versione italiana, mentre nella versione inglese si intitola Staying with the Trouble. È un testo del 2016 scritto da Donna Haraway, che è una delle pensatrici contemporanee cruciali per i pensieri femministi. È laureata in zoologia e fisiologia con un dottorato in biologia a Yale e Donna Haraway ha insegnato per anni teoria femminista e scienza tecnologica e proprio all'interno di queste tematiche nasce il suo testo cardine, cioè il manifesto Cyborg, donne, tecnologie e biopolitiche del corpo. È un testo difficilissimo che però appunto ha dato una svolta ai pensieri femministi contemporanei. In questo caso invece nell'ultimo saggio Donna Haraway si concentra più che sulle questioni delle tecnologie e sul rapporto con il corpo, sulle tematiche dell'ecofemminismo. L'ecofemminismo è quel filone di pensieri femministi che affrontano, analizzano il processo universale di dominio sui soggetti marginalizzati, non prendendo più solo in considerazione i rapporti tra i generi, ma prendendo in relazione anche i rapporti di potere tra le specie, come dicevamo prima, e tra la nostra specie e il pianeta. Fondamentalmente Donna Haraway inizia questo approccio osservando la sua cagnolina e facendo delle analogie con la sua situazione di femmina della specie umana e arrivando a concludere che essere una cagnolina nel nostro sistema sociale non è come essere un cagnolino. Pensate alla facilità con cui vengono sterilizzate le cagnoline piuttosto che castrati i cagnetti. Andando avanti, Donna Haraway comincia ad analizzare la situazione delle mucche da latte rispetto ai tori da monta, a tutta la questione ormonale, agli ormoni che vengono, le cure ormonali a cui vengono sottoposte anche le mucche da latte per essere più produttive. Quindi fondamentalmente la conclusione del pensiero ecofemminista di Donna Haraway, ma non solo, è che i pensieri femministi, per essere veramente radicati nella contemporaneità, nel nostro mondo, non possono limitarsi ai rapporti di genere all'interno della nostra specie, ma devono aprire lo sguardo e includere i rapporti di potere anche tra le altre specie e appunto tra la nostra specie e il pianeta, che in qualche modo viene sottoposto alle stesse dinamiche di dominio e di sopraffazione. All'interno di questo saggio Donna Haraway fa riferimento al termine che dà il titolo allo spettacolo, Earthbound, che è una parola assolutamente impronunciabile, un neologismo coniato da un suo collega e grandissimo amico che è Bruno Latour. Mannaggia, sono andata troppo veloce. Vediamo se adesso riesco a far partire quello che devo partire. Adesso non si sente l'audio. Sono io? Mannaggia, che peccato. Come facciamo? Sì? Mi dici tu quando andare avanti? No. Doveva essere un coup de teatro che è fallito miseramente.
Allora, questo è, intanto che voi cercate di risolvere, io cerco di tappare il buco dicendovi che lui è Giacomo Raffaelli, che tra le altre cose è stato allievo di Bruno Latour, quindi ha studiato con lui, e Earthbound, Giacomo ci aiutava a comprendere il significato di questo neologismo, che è una parola composta formata da earth e bound. Lui ha una pronuncia decisamente migliore della mia, fondamentalmente le due parole sono terra e legame, legato. Quindi earthbound sono i legati alla terra, i collegati alla terra. In francese Bruno Latour usa il termine proprio quelli col culo per terra, per indicare un legame completamente diverso da quello che fino adesso ha indicato umano, cioè qualcuno che sta sul pianeta Terra, lo sfrutta a suo piacimento, ma in qualche modo ne è il dominatore, non ne è collegato. Niente? Allora, intanto mandiamo avanti perché c'erano anche delle fantastiche immagini. Devo avviare la presentazione, forse? Ecco, tra un po'... Mi chiede di parlare del termine earthbound, che lei dice io pronunci molto bene, mentre lei no, che in realtà non è vero. Comunque il termine earthbound è una parola coniata da Bruno Latour, un sociologo della scienza e filosofo francese, che alcuni anni fa ha pubblicato questo libro, Facing Gaia, 8 Lectures on the New Climatic Regime, ovvero 8 lezioni sul nuovo regime climatico. All'interno di questo libro Latour menziona il termine earthbound, che è una parola composta formata da earth, terra, e bound, che è una parola che identifica l'idea di legame, di essere attaccati a qualcosa. Infatti letteralmente earthbound significa proprio quelli che sono attaccati alla terra. Nella versione francese di Facing Gaia Latour usa il termine cultérien per parlare degli earthbound. Non ero in grado di dirlo in francese. Quelli che hanno il culo incollato alla terra, proprio ad identificare un legame fisico. Quindi se la parte di legame ce la siamo un po' giocata, la parte più criptica di questo termine è in realtà quella che a noi sembra più ovvia, ovvero la parte earth, terra. Perché la domanda che si fa Latour è: a quale terra facciamo riferimento? Sicuramente nel termine earthbound la terra coinvolta non è questa. Questa è una fotografia famosissima, ha addirittura un titolo, si chiama Blue Marble, ed è una fotografia scattata nel 1972 dall'equipaggio dell'Apollo 17. È molto famosa per essere la prima immagine completa mai scattata del nostro pianeta, ovvero quella in cui il pianeta si vede nella sua interezza e non solo una parte. In realtà però Latour ci fa notare come questa immagine, bellissima e emozionante per molti aspetti, ci dia un'idea molto parziale del nostro pianeta, ovvero non riflette in alcun modo la quantità di forze, di energie, di vita che sulla sua superficie anima la Terra. A questo punto ci serve un'alternativa. A che terra stiamo facendo riferimento se usiamo il termine earthbound? La terra a cui Latour propone di fare riferimento è quella teorizzata inizialmente da due studiosi, James Lovelock, un chimico, e Lynn Margulis, una biologa, che sono i fondatori di una famosissima ipotesi che si chiama ipotesi Gaia, che è stata la prima teoria accettata dalla comunità scientifica a vedere il nostro pianeta non come un pezzo di roccia sul quale vivono individui e singoli esseri viventi, ma come sistema complesso che preserva a tal punto l'equilibrio della vita
da essere definito come un unico organismo. Quindi la Terra come unico essere vivente, o meglio, come unico essere vivente formato da una moltitudine di esseri viventi in continua simbiosi tra loro. Ebbene, a questa ipotesi, l'ipotesi Gaia, che è stata formulata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 ed è comunque molto famosa, se vi ricordate nel film Avatar di James Cameron, il pianeta che i colonizzatori terrestri invadono si chiama proprio Gaia ed è un chiaro riferimento a questa immagine, a quest'idea di pianeta simbiotico. Quindi a questo punto la Tour propone di guardare agli Earthbound come alle genti di Gaia, ovvero a quegli esseri umani che sono consapevoli di questa esistenza collettiva, che sono consapevoli di far parte di una molteplicità di organismi, di corpi, che continuamente creano nuovi assemblaggi per supportare e mantenere l'equilibrio essenziale alla vita. Quindi in un certo senso, per la prima volta, tramite il termine Earthbound, la Tour ipotizza che non tutti gli uomini siano ugualmente partecipi all'antropocene, termine ormai molto usato che identifica l'epoca in cui viviamo, ovvero quella in cui l'uomo è diventato il principale motore di modifica del nostro pianeta. Gli Earthbound si sottraggono all'antropocene ed è qui che scatta la parte interessante, che ci fa capire che gli Earthbound sono un popolo, ma un popolo che ancora non esiste, un popolo che forse si sta formando, oppure un popolo da immaginare. Sicuramente sono una comunità, e una comunità politica, per quanto ad oggi immaginaria, che cerca da un lato di portare avanti un'idea di immagine collettiva della Terra, quindi di immagine complessa, che non accetta l'idea di una Terra semplificata in cui ci sono solo dei singoli esseri viventi, ma consapevoli del sistema complesso in cui vivono, e dall'altra cercano di decostruire quella che è la biforcazione tra natura e cultura. Qui si potrebbe fermare a parlare per delle ore, ma invece la chiudo molto brevemente dicendo che c'è stato uno strappo a un certo punto. L'uomo si è sottratto dalla natura, non a caso diciamo, oh che bello, oggi è passata una giornata nella natura, ma in realtà nella natura ci sono anch'io adesso nel mio studio. Gli Earthbound cercano di superare questa dicotomia e di ricucire questo strappo verso non più un binarismo natura-cultura, ma verso un intero, verso un'idea di sistema complesso e mai solamente binario. Ed è proprio in questo senso che le storie delle Camille di Donna Haraway ci offrono un'ottima proposta, sia dal punto di vista del superamento della biforcazione tra natura e cultura, sia dal punto di vista di quale possa essere la dimensione reale di questa comunità immaginaria, di questa comunità politica immaginaria che si chiama, secondo la Tour, Earthbound. Ecco, quindi Donna Haraway, per sviluppare questa immagine di comunità politica degli Earthbound, fa una cosa abbastanza inconsueta, cioè nell'8° capitolo del suo saggio di ecofemminismo, un saggio speculativo, anche questo molto complesso, inserisce delle storie di fantascienza, le storie delle Camille appunto, in cui, che sono una proposta di racconto collettivo, cioè Donna Haraway dice: io lancio degli spunti nella speranza che altri e altre vogliano raccogliere queste storie delle Camille e svilupparle per immaginare collettivamente questa comunità politica che ancora non esiste. Quindi nelle storie delle Camille ci sono queste piccole comunità umane che in un futuro prossimo scelgono di andare a migrare
in luoghi del pianeta devastati dall'inquinamento, dallo sfruttamento delle risorse, con l'obiettivo di risanarle attraverso alleanze con le altre specie. Il popolo delle camille, immagina Donna Haraway, attua 2 strategie fondamentali per risanare il pianeta infetto, malato. La prima è ridurre drasticamente il numero di esseri umani sulla Terra. Cioè il popolo delle camille o degli Earthbound, attraverso una politica di controllo delle nascite, difende l'idea di fare legami invece che bambini, perché partono dal presupposto che viviamo su un pianeta finito, in cui le risorse di cui abbiamo bisogno, non solo noi ma tutte le specie per sopravvivere, non sono illimitate, e quindi riprodursi illimitatamente senza controllo è una scelta che non è più sostenibile. Per realizzare quindi un sistema di giustizia climatica, le comunità degli Earthbound scelgono di fare legami che non hanno niente a che vedere con i legami biologici, ma sono legami di cura. Ogni nascita per questa comunità diventa un evento raro e prezioso. Mettere al mondo una nuova creatura deve essere una scelta collettiva di cui tutta la comunità è responsabile. Addirittura dice Donna Haraway che ogni nuovo nato deve avere almeno 3 genitori. Uno scenario che a qualcuno potrebbe fare impressione, ma insomma immaginate, no? Che cosa potrebbe voler dire avere più genitori, cambiarli durante la propria storia di vita, aumentare i propri legami a prescindere appunto anche dalla specie, dal confine di specie. Il secondo principio che regola la comunità delle camille è quella di creare alleanze con le altre specie, come dicevamo prima, e quindi i nuovi nati sono simbionti, cioè esseri umani il cui patrimonio genetico è stato modificato con geni di specie in via d'estinzione. Gli Earthbound fanno questo con 2 finalità. Da un lato salvare un patrimonio genetico di specie che altrimenti andrebbero completamente perdute, e dall'altro per favorire alla nostra permettere, aiutare la nostra specie ad avere una nuova prospettiva rispetto all'adattamento all'ambiente, alla natura, cioè per ricucire quello strappo di cui parlava Giacomo prima tra natura e cultura. Grazie alla simbiosi con il proprio doppio animale, l'essere umano non si sentirebbe più estraneo alla natura, ma un tutt'uno con quell'ipotesi Gaia, con quell'unico organismo su cui viviamo in simbiosi tutti quanti. Questo fondamentalmente è il punto di partenza per lo spettacolo. Come mettere in scena tutta questa pappardella teorica? Che forma dare alle camille sul palco? Nella ricerca iconografica sono arrivata alle opere di Patrizia Piccinini, una artista australiana di origini italiane che nel 2003 espone alla Biennale di Venezia We Are Family, una installazione di creature iperrealistiche che stanno proprio sospese tra bioetica e biotecnologie. La particolarità del lavoro di Patrizia Piccinini è che, a differenza delle distopie a cui ci ha abituato la letteratura o il cinema, questi ibridi, queste creature umanoidi non sono una minaccia per l'umanità, anzi sono creature pacifiche che sono in grado di convivere con gli esseri umani e di essere in empatia con noi. Le opere di Patrizia Piccinini sono state l'ispirazione di partenza che ho proposto a Marco e Paola per iniziare a progettare i personaggi, i caratteri da mettere in scena. Abbiamo fatto questo lavoro di creazione dei pupazzi, delle creature animatroniche a Lisbona,
con i nostri collaboratori, in particolare li vedete lì nella foto, João Rapas e i suoi collaboratori che lavorano in questo studio di effetti speciali per il cinema e prostetica, perché appunto noi in qualche modo avevamo scoperto con Sorry Boys, avevamo iniziato a sperimentare l'iperrealismo, ma voi capite che chi si occupa di effetti speciali per il cinema riesce a scendere nel dettaglio in modo molto più approfondito, quindi ci siamo fatti aiutare da loro e abbiamo potuto farlo grazie al progetto europeo iPortunus, che è un progetto di sostegno alla mobilità creativa all'interno dei paesi europei. Quindi siamo stati per diverse settimane a Lisbona, è stato tutto molto bello, poi è arrivato il Covid e quindi è diventato tutto più complesso. Io adesso vi racconterò brevemente il percorso per progettare uno dei personaggi. Non sono riuscita a portare il prototipo perché è molto grosso e quindi in treno non ce l'avrei fatta, quindi più o meno vi ho portato gli stadi del lavoro delle teste animatroniche di Sorry Boys. Quando sentite un po' il racconto, qua potete vedere un pochino nella pratica che cosa può voler dire. Partiamo da questa prima Camilla, da questo primo Earthbound. Siamo partiti appunto da l'animale, la specie in via d'estinzione con cui modificare il gene della specie umana. Abbiamo pensato a questa Pagophilus groenlandicus, una foca della Groenlandia che appunto è a rischio di estinzione perché con lo scioglimento dei ghiacci loro non riescono più a costruire il nido in cui partorire i loro cuccioli, che sono costretti ad entrare in acqua prematuramente, quindi non riescono in molti casi a sopravvivere alle temperature gelide delle acque. Paola ha iniziato a mescolare la fisionomia umana con quella della foca della Groenlandia, ponendosi poi dei problemi che sono quelli pratici, cioè siccome sono io da sola in scena ho bisogno che tutte le creature animatroniche siano per esempio autoportanti, quindi la loro posizione iniziale, la loro posizione zero sia già espressiva e loro possano stare senza bisogno del mio intervento. E poi abbiamo cominciato a chiedersi che cosa si deve muovere perché queste creature inanimate siano efficaci sul palcoscenico. La bocca sicuramente, forse c'è bisogno che muovano le palpebre, forse c'è bisogno che muovano altre parti del corpo, la coda, un braccio, e soprattutto come muovere tutto questo utilizzando soltanto il mio corpo, perché io sono da sola in scena. E quindi Paola ha iniziato a sviluppare il primo disegno tecnico. A differenza delle teste animatroniche di Sorry Boys, questa creatura animatronica non funziona con delle leve esterne, ma sono io che inserisco il braccio dentro e muovo la parte centrale del corpo, la bocca, il collo, attraverso il mio braccio, mentre ci sono altre parti che invece vengono mosse da leve esterne, principalmente dei pedali, che permettono di muovere la coda. La particolarità del lavoro di Paola, che abbiamo appunto iniziato con le teste animatroniche di Sorry Boys, è che usiamo componenti che non sono fatti per il teatro. In particolare i freni di bicicletta. Voi capite che c'è un problema di budget nelle produzioni teatrali, quindi bisogna trovare soluzioni economiche ma efficaci e soprattutto soluzioni che possano essere facilmente sostituibili durante la tournée. E quindi i freni di bicicletta, bene o male, si trovano ovunque. Abbiamo fatto uno studio nelle varie produzioni sulle lunghezze. Abbiamo usato freni di bicicletta oppure i freni dei tandem, che quindi permettono di distanziare ancora di più
il punto in cui si vede l'effetto del movimento dal punto in cui io agisco sulla leva. Siamo arrivati addirittura ad usare i cavi dei freni delle Ape Car, che sono i più lunghi di tutti, e adesso per questa produzione abbiamo trovato un artigiano che fa freni di bicicletta ad hoc, cioè, quindi siamo liberi, non abbiamo più limiti di lunghezze. Questo era un primo progetto che Paola ha provato a mettere in pratica, perché l'altra particolarità del modo che abbiamo scelto per lavorare è quello di prototipare i pupazzi, cioè non dare per scontato che il primo progetto sarà quello che effettivamente andrà in scena. Quindi si costruiscono prototipi sperimentando materiali, sperimentando progetti ingegneristici, e fondamentalmente si scopre tutto quello che non funziona e si ricomincia da capo. A Lisbona abbiamo quindi iniziato a tentare di manipolare questo scheletro, questo primo prototipo che Paola aveva immaginato, e abbiamo iniziato a trovare tutto quello che non funzionava. Quindi siamo passati al secondo prototipo, cambiando completamente la struttura meccanica, i meccanismi attraverso i quali vabbè, ci sono, non riesco, si muove? No, si muoveva, ma non riesco a far partire il... Eccolo! Qui tra un po' si vedranno anche più da vicino, ecco, gli snodi, perché oltre ai freni di bicicletta abbiamo iniziato ad usare anche una componentistica industriale, grazie a degli sponsor che, nonostante si occupino di tutt'altro, hanno deciso di sostenere il nostro percorso di ricerca fornendoci della componentistica che ci permette di avere una maggiore affidabilità, una maggiore precisione nella movimentazione. Dopodiché abbiamo iniziato a vedere che cosa succede quando tu a uno scheletro, una spina dorsale, aggiungi un'ipotetica pelle. Quindi scoprire gli attriti che sono assolutamente inimmaginabili in fase progettuale e teorica. Quindi, come vedete, il primo rudimentale esperimento di pelle, qui uno strato di gomma piuma sullo scheletro, e vedere tutto quello che si incastra, tutto quello che non riesce più a muoversi o in qualche modo produce un attrito che il mio corpo, le mie mani o appunto il mio piede non riesce più a sopportare, non riesce più a produrre movimento. E poi, una volta capito questo, si è trattato di iniziare il processo per realizzare la pelle. Non avendo un simbionte in carne e ossa a cui fare il calco, i nostri colleghi hanno dovuto scolpire questa camilla, quindi realizzare una scultura in creta delle dimensioni effettive che dovrà avere il pupazzo sulla scena. Questa scultura è stata poi calcata, abbiamo fatto il calco in vetroresina della scultura, dentro il quale poi è stata colata la pelle liquida, i materiali siliconici che poi solidificandosi diventano lo strato di pelle. A questo punto abbiamo effettivamente iniziato a applicare i pezzi di pelle su lo scheletro definitivo e a differenza delle teste animatroniche di Sorry Boys si è creato un altro problema, cioè il corpo che noi abbiamo inventato è talmente grosso che ha bisogno anche del grasso, cioè dell'imbottitura tra la pelle e lo scheletro, e qui Marco e Paola si sono sbizzarriti nelle sperimentazioni dei vari materiali, delle varie schiume siliconiche, e alla fine è arrivata e io ho potuto cominciare a provare la manipolazione. Lì vedete anche già il secondo Earthbound, ce ne saranno 4 in tutto. In questo momento siamo appunto nella fase di manipolazioni, quindi io comincio effettivamente a animarli, inizia tutto lo studio non solo sul movimento di queste creature ma anche sulla vocalità, visto che tutto, sia il movimento che la voce, viene fatto in diretta, live.
E, siamo ancora in una parte del lavoro in cui le incognite sono più delle cose che abbiamo risolto e quindi non sappiamo effettivamente quale sarà la forma finale di questo lavoro. Manca tutta la costruzione della scena, del contenitore dove stanno queste camille. Per concludere, torno all'argomento iniziale. Perché storie di fantascienza? Perché Donna Haraway affronta la narrativa fantascientifica in un saggio teorico speculativo? Perché Donna Haraway si chiede come diavolo affrontare i tempi inquieti che stiamo vivendo, tempi in cui dirci che siamo sull'orlo della catastrofe non è più una metafora, momenti in cui sarebbe molto facile per la nostra specie cadere in un atteggiamento di game over. Ormai non è più salvabile quello che abbiamo combinato. E, in questo senso Donna Haraway dice che raccontare storie può essere una pratica di cura, perché le storie ci allenano l'immaginazione, attraverso le storie noi impariamo a pensare e quindi Donna Haraway dice che fa differenza che storie scegliamo di raccontarci per raccontarci delle storie. Probabilmente se continuiamo a raccontarci delle distopie terrificanti in cui alla fine muoiono tutti, forse sarà difficile che la nostra specie riesca a trovare delle soluzioni per sopravvivere su un pianeta infetto. E quindi Donna Haraway dice è fondamentale per noi in questo momento raccontarci delle storie positive, delle storie future in cui la nostra specie riuscirà a trovare delle soluzioni. Perché le storie fanno i mondi, dice Donna Haraway, e quindi Earthbound potrebbe essere uno dei racconti possibili del mondo in cui ci troveremo a vivere tra qualche tempo. E concludo invitandovi al debutto il 28 gennaio a Cesena, se tutto fila liscio nonostante il Covid. E niente, spero di essere riuscita a dare un'idea del processo. Grazie.
Benvenuti a tutti, benvenuti a Tensioni, Festival di arti e sguardi sul presente. Mi abbasso così entro in videocamera perché siamo in presenza qui oggi, ma siamo anche in diretta streaming sul canale YouTube linkato nella pagina Facebook di Fabbrica dello Zucchero. Do il benvenuto a voi e do il benvenuto anche alle due ospiti di questo pomeriggio, che sono Silvia Bencivelli e Michela Marzano, che rispettivamente da Roma e da Parigi ci accompagneranno in una riflessione sul tema della fragilità e degli orizzonti di questa fragilità. Oggi siamo qui, è la seconda edizione del Festival Tensioni, un festival ideato e realizzato dalla Fabbrica dello Zucchero, una start-up culturale realizzata da un progetto di Associazione Balletto Città di Rovigo, Ente Rovigo Festival e Rovigo Fiere, e assegnataria del bando Por Fairs di Regione Veneto. Questa iniziativa, il Festival Tensioni, è sostenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Rovigo Cultura e Comune di Rovigo, con il patrocinio di Provincia di Rovigo e con la sponsorizzazione di ASM SET. Dicevo, benvenuti a tutti, io sono Enrica Crivellaro, mi occupo di comunicazione, progettazione sociale e culturale e sono qui oggi con voi perché faccio parte del gruppo di programmazione di Fabbrica dello Zucchero, con cui nei mesi scorsi, durante il lockdown, ci siamo a lungo interrogati se fare o non fare questa edizione del festival, se farla in presenza, farla totalmente in streaming, se invece farla un po' e un po' o se addirittura annullarla e posticipare il tutto al prossimo anno. Alla fine abbiamo deciso di farla e abbiamo deciso anche di sperimentarci, di metterci in gioco in una modalità nuova che preveda la presenza in fisica e appunto in diretta, ma anche la presenza digitale, virtuale, in remoto. Perché questo? Perché l'essenza stessa di Tensioni e il motivo con cui è stato pensato questo festival è proprio l'intento di raccontare, di osservare, di dare evidenza a quelle scosse, a quelle forze che nel presente generano cambiamenti, quelle scosse che producono e aprono nuove destinazioni. E mai come oggi l'esperienza di una scossa che ha generato cambiamenti e ha modificato radicalmente le nostre abitudini, i nostri stili di vita, le nostre relazioni, è un'esperienza trasversale e condivisa. È un'esperienza che ci ha fatto sperimentare nuove forme di consapevolezza e di fragilità, ma anche il bisogno estremo di informazione e di spiegazioni. Ci siamo informati perché avevamo il bisogno di avere delle spiegazioni, di capire cosa stava succedendo. Ci siamo attaccati a pareri più o meno autorevoli, a fonti certe o incerte che fossero, a interpretazioni e pareri appunto corretti o meno. Abbiamo avuto paura perché la salute è una delle corde più delicate e scoperte della nostra umanità e riguarda ciascuno di noi indistintamente. Su questo tema, che tocca la complessità dell'informazione scientifica, passo la parola a Silvia Bencivelli, medico, giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Prima di passarle, scusate una informazione, perdonate. Scusa Silvia, una cosa, ovviamente al termine dei due appuntamenti, anche se le nostre ospiti non sono qui fisicamente con noi oggi, sarà possibile dialogare e interagire con loro, quindi se avete delle domande da fare tenetele a mente, prendetene nota perché al termine dei loro interventi la parola passerà a voi e la stessa cosa vale per il pubblico che ci segue in streaming. Potete fare le domande nei commenti alla diretta e noi li riprenderemo alla fine dei loro interventi. Scusa Silvia, a te la parola e grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, spero che ti senta e spero di aver capito bene il modo in cui hai declinato la questione della fragilità. È abbastanza ovvia la lettura in termini di salute, in termini di comunicazione della salute in questo 2020 un po' strano che propone di fare il festival in questa forma. Io ho un po' di ritorno, chiederei alla regia se mi di togliermi il volume di sala perché sento la mia voce e sento l'eco. Ci stiamo lavorando. Non so se voi sentite bene.
sento l'eco della mia voce, mi fa togliere. Chiedono se puoi mettere vabbè, le cuffie. Hai modo di mettere delle cuffie? Sì, ne ho almeno 2. Quest'anno nel 2020 è stato l'anno delle cuffie, perché io la cuffietta con l'ingresso USB-C che non potevo prima del lockdown. Vediamo se adesso funziona meglio. Lo sentite? Sì. Io continuo a sentire l'eco anche in cuffia. Forse se spegniamo il mio microfono. Sento l'eco della mia voce. Vabbè, provo a parlare, scusate. Se spegniamo il microfono, forse. Forse sì, forse non so, perché forse voi sentite lo stesso così. Oh, così mi va bene. Ah no. Sento il rimbombo della mia voce. Oh, adesso va bene, perfetto. Faccio un segnalino? Ok, grazie mille. Scusami, ma veramente tanto a lungo non sarebbe stato facile per me parlare con questo rimbombo nelle orecchie. Allora dicevo, sì, 2020, un anno strano, noi partecipiamo ai festival in questa forma e ci incontriamo, abbiamo le mascherine sulla faccia, ci incontriamo avendo perso l'abitudine ad abbracciarci, baciarci e a incontrarci in gruppi più numerosi di quelli di una piccola famiglia o di un piccolo gruppo di persone. Non so chi di voi ha l'esperienza di bambini di scuola. Oggi agli asili nido si sono create le bolle. C'è qualcuno che mi sente? Piccoli gruppi di 7 bambini alla volta. Ecco, i nuclei di umanità nella quale adesso vengono tutti i bambini al nido sono appunto nuclei di umanità composti da 7 persone più le educatrici, quindi nuclei molto piccoli che fino a un anno fa erano quasi probabilmente riservati agli asili di periferia, non lo so, di montagna, e adesso invece asili molto grandi come quelli di Roma sono organizzati in strutture sociali così piccole, per cui il cambiamento nelle nostre vite è evidente anche se non ci siamo ammalati, anche se non abbiamo avuto persone malate in famiglia, e colto di sorpresa. Secondo me ci ha colto di sorpresa a noi esseri umani, insomma, intendo soprattutto esseri umani dotati di emotività, non tanto perché fosse imprevedibile scientificamente quello che sta succedendo, ma perché noi nel nostro mondo vivevamo da 70 anni in una situazione di pace, cibo più o meno per tutti, benessere che è stato sempre più o meno crescente, tranne gli ultimi anni di una certa stagnazione, ma è stata una stagnazione economica che non ha levato il pane di bocca a noi e ai nostri figli. Non abbiamo vissuto carestie, guerre in casa, epidemie in casa, per cui l'abbiamo ritenuta una situazione straordinaria e oggi appunto la riteniamo una situazione straordinaria. Ma in realtà fenomeni come questo sono già avvenuti nel corso della storia anche recente in altre parti del mondo e in una storia non così recente anche a casa nostra. Vi ricordo che nel corso del Novecento ci sono state 3 pandemie influenzali importanti, una nel 18, la spagnola, una nel 57 e una nel 68, quindi chi è nato dopo il 68 ha avuto il beneficio di non vedere pandemie influenzali fino al 2009, quando poi abbiamo avuto la suina. Questo ovviamente ha creato un problema percettivo nella maggior parte di noi. Anche quando ci fu la suina, poi noi non siamo stati così tanto toccati dal problema e all'epoca la comunicazione, nonostante esistessero dei piani dei piani di reazione a pandemie influenzali che però non erano stati implementati, esistevano nel nostro, diciamo, tra il materiale del nostro ministero esistevano da qualche anno, anche nel 2009 noi come popolazione effettivamente non l'abbiamo vissuta in maniera così toccante. Ricordatevi lo spot di Topo Gigio, che fu probabilmente una pessima trovata da parte delle nostre istituzioni sanitarie. C'era Topo Gigio che ci diceva le stesse cose che ci dicono oggi, evidentemente non le abbiamo imparate, anche se sono lavarsi le mani, starnutire o nella piega del gomito, o meglio ancora in un fazzoletto, dopodiché rilavarsi le mani, buttare via i fazzoletti e cose di questo tipo. Topo Gigio ce lo diceva ridendo, messaggio appunto anche questo forse un po' fuorviante perché ce lo faceva ritenere futile, e poi ci diceva: ma non dovete preoccuparvi perché la suina, questa epidemia
suina del 2009, è una normale influenza. Quindi negli ultimi 70 anni appunto non abbiamo avuto grossi catastrofi in casa, le pandemie che abbiamo vissuto appunto dopo la seconda guerra mondiale sono state 57 la Hong Kong, il 68 la Hong Kong, il 57 è stata un'altra asiatica, non ci hanno toccato in maniera particolare, non hanno fatto particolari morti e appunto poi dopo non è successo più niente fino a Topo Gigio, quindi effettivamente soprattutto la gente della mia generazione o anche di poco più grande, stiamo parlando comunque di 40-50 anni, ecco, di quelli che adesso hanno i figli a scuola, non hanno mai ritenuto di essere particolarmente a rischio di questo tipo di problemi. Poi abbiamo avuto due epidemie da coronavirus negli anni 2000. Ve le ricordo, una è stata nel 2003, la SARS, una nel 2012, la MERS, non sono arrivate in maniera importante da noi, così come non sono arrivate da noi le epidemie di Ebola, per esempio. Sono state sempre confinate nel tempo e anche, soprattutto nello spazio, in una maniera tale che noi non le abbiamo vissute davvero in prima persona. Abbiamo potuto avere qualche paura quando rientravano i nostri sanitari dall'Africa e magari li trovavamo malati, poi Ebola è una febbre emorragica, ci fa una paura blu ovviamente, però non abbiamo mai pensato, ecco, davvero che questa cosa ci potesse toccare. Vi ricordo che la SARS, epidemia del 2003, ha fatto alla fine dei conti un 700 morti. Era un coronavirus, quindi un virus della stessa famiglia di questo, della Covid-19, quindi un virus, diciamo, di una famiglia terribilmente diffusa tra noi esseri umani ma anche tra i cani, anche loro hanno il coronavirus. Ci sono diversi tipi di coronavirus che a noi danno raffreddori, noi chiamiamo genericamente raffreddore il sintomo di tante malattie tipicamente virali, sono tanti virus a farci venire il raffreddore e tanti di questi sono del genere coronavirus. Questo per dire che i coronavirus è normale che stiano nel naso. Finché stanno nel naso possono essere molto infettivi, quando mutano e diventano capaci di andare nei polmoni possono diventare anche molto pericolosi e quindi anche letali. E nel caso della SARS andò così. La SARS era molto contagiosa ma era anche molto letale, le persone che se la prendevano in un caso su 5 morivano. Quindi era, diciamo, facile identificare le persone malate perché erano molto malate e facile isolare le persone al momento del decesso perché era molto veloce. Insomma, in questo modo un virus un po' babbeo, tanto babbeo da essere terribilmente pericoloso in maniera molto rapida, fece sì che noi siamo stati capaci di contenerlo, quindi di riconoscere in fretta le persone da isolarle, appunto da quarantenarle e evitare che portassero la malattia in giro per il mondo. Quindi il virus della SARS noi oggi lo consideriamo tecnicamente scomparso, anche se non possiamo mai dire scomparso nessun virus, questa è una lezione che dovremmo imparare in fretta, e però non è arrivato fin qua. MERS, che è stata probabilmente l'ultima malattia nella nostra storia a cui abbiamo attribuito un nome in cui parliamo della localizzazione geografica del posto da cui è nata, Medio Oriente in questo caso, cioè da adesso non ci azzardiamo più, anche perché è un po' razzista e porta a dei dissapori che non servono a migliorare le condizioni sanitarie né del paese colpito né di quelli che potrebbero essere colpiti subito dopo, ma insomma MERS continua ogni tanto a fare dei piccoli focolai, la grossa esplosione fu nel 2012, ma sostanzialmente non ci preoccupa più tanto. Il piccolo focolaio, l'ultimo se non erro, è stato in Corea qualche anno fa e forse in Arabia, da noi non è sostanzialmente arrivato. Quindi questo per dire che noi ci siamo ritenuti sostanzialmente al sicuro in questi anni, ma questo non significa che non ci fossero stati allarmi. Un po' come avviene per i terremoti, non è che la comunità scientifica ci possa dire quando avverrà qualcosa di grave. La comunità scientifica ci può dire, attenzione, che è probabile che nel corso delle nostre vite qualcosa di grave possa accadere. E siamo sempre più attrezzati, sappiamo sempre meglio come rispondere a questo qualcosa di grave. Perché non cominciamo a farlo prima che questo qualcosa non si presenti? E questa dovrebbe essere l'ottica preventiva, appunto, rispetto al nostro rapporto con la natura. Tutti questi sono fenomeni naturali che non possiamo impedire, però possiamo, visto che li abbiamo studiati, sappiamo come avvengono, sappiamo come si manifestano e appunto abbiamo anche esperienza in anni recenti di come si possono affrontare, insomma bisognerebbe cominciare a farlo in anticipo. E qui viene il fattore umano, appunto, il fattore fragilità di cui voglio parlare.
Il fattore fragilità fa sì che noi esseri umani abbiamo una serie di strutture mentali che ci portano ad affrontare male, con scarsa razionalità, i problemi che invece potrebbero essere affrontati. Se fossimo dei computer saremmo molto più bravi ad affrontarli. Una delle cose che ci succede è che tendiamo a dirci non capiterà proprio a me. Abbiamo tanti modi per dirci non capiterà proprio a me, per consolarci, per diciamo confortarci nell'idea che non ci è capitato niente fino ad ora, perché dovrebbe capitarci domani. E guardate che questo è un meccanismo che colpisce tutti quanti. Trump, che oggi è ricoverato in ospedale, una settantina di giorni a capire che negli Stati Uniti poteva arrivare la malattia che in quel momento stava colpendo la Cina. Ma ci vuole molta miopia, perché oggi con un aereo chiunque prende un volo molto prima che il virus, qualsiasi virus, abbia dato dei sintomi ed è dall'altra parte del pianeta. Questo l'avevamo già visto già nel 2003, appunto, con la SARS. C'era già stato, diciamo, un'allerta della sanità pubblica che diceva che guardate che i virus patogeni, cioè quelli che ci danno le malattie, così come i batteri, i patogeni in generale, si spostano sulle nostre gambe, non ce le hanno loro le gambe. E quando le nostre gambe sono in grado di montare sulla passerella di un aereo, scendere in un aeroporto in un altro continente, bene, il virus ha fatto bingo, ha fatto il giro del mondo, e oggi questa cosa avviene sempre più facilmente, con molta velocità e fuori dal nostro controllo, tanto più in un virus, come dicevo, che non è come SARS, ma è un virus che può dare, anzi nella maggior parte dei casi, dà delle infezioni di tipo asintomatico, che non vuol dire che non diano danni. Attenzione, cioè una persona può non avere sintomi, ma può avere un danno in nuce, può pagarlo negli anni successivi, possiamo non sapere ancora che cos'è, possono essere forme infiammatorie che magari ci mettono anni a mostrare la loro gravità, possono scatenare reazioni immunitarie di altro tipo, possiamo scoprire un giorno che queste malattie daranno autoimmunità, per esempio, e cose di questo tipo. Quindi non scommettiamo troppo sul fatto che la maggior parte di noi non abbia sintomi immediati dell'infezione, perché non avere sintomi non significa non avere malattia. Questo, non avere malattia o non poter sviluppare in seguito un problema collegato a quell'infezione. Beh, insomma, abbiamo questo lato umano per cui, nonostante che CDC di Atlanta fosse stato notificato già ai primi di gennaio il problema presente in Cina, nonostante appunto che fossero 20 anni che la sanità pubblica stava parlando di mobilità dei patogeni in maniera tumultuoso appunto sulle nostre gambe, sulle gambe di gente che si sposta, e non sto parlando dei migranti sui barconi, sto parlando di noi che andiamo in vacanza perché il biglietto per Barcellona ci costa 39 euro, no? E quindi lo facciamo sempre più spesso. Ecco, nonostante tutto questo, la nostra fragile umanità ci ha impedito di vedere quello che stava succedendo. E anche per noi in Italia, vi ricordo all'inizio, a febbraio, era un problema dei cinesi, abbiamo smesso di andare ai ristoranti cinesi, poi ci sono stati 2 signori cinesi, guarda caso residenti proprio a Wuhan, che si sono ammalati mentre erano in Italia, l'infezione l'hanno presa a Wuhan e i sintomi li hanno avuti in Italia. Loro si sono comportati molto bene perché hanno alzato il dito subito ai primi sintomi, si sono fatti ricoverare e infatti non hanno dato luogo a focolai. Si sono comportati molto bene anche i sanitari romani, questo va riconosciuto, perché da quelle 2 persone non è poi nato appunto un focolaio epidemico. Il focolaio epidemico in quel momento era già in corso in Nord Italia, probabilmente portato da movimenti legati al commercio internazionale. Quindi si tratta di un contagio da primo mondo, ecco, di un contagio da primo mondo che noi in quel momento non avevamo ancora riconosciuto e ancora lo stavamo credendo un problema di un posto lontano e un po' bislacco, come spesso tendiamo a crederlo, cioè appunto la Cina. La nostra fragilità fa anche sì che in tutto questo, in tutta questa manifestazione appunto del nostro rapporto con la natura e di quello che può portare infezioni, tra le tante, abbiamo anche costruito una scarsa o perlomeno una sbagliata informazione. Non scarsa, ho sbagliato, un'informazione eccessivamente caotica. L'allarme fu dato già nel 2003, fu un giornalista politico a dire che c'era un problema con l'informazione e a battezzare questa cosa con una parola che è infodemia, che prende proprio una prima parte, una specie di crasi tra informazione e demia, quindi diffusione in maniera incontrollata, un'epidemia di informazioni.
Questa epidemia di informazioni è così, diciamo, forse anche pericolosa dal punto di vista sanitario, che la stessa OMS si è preoccupata di dare l'allarme. Quindi mentre dava l'allarme epidemia e poi pandemia, come sapete la pandemia è stata dichiarata ai primi di marzo di quest'anno, più o meno nello stesso periodo dichiarava anche allarme infodemia. L'allarme infodemia in che cosa consiste? Consiste nel fatto che oggi, e ormai sono 20 anni, non possiamo più chiamarle nuove tecnologie, quello che ci consente a me di essere a Roma, voi di essere a Rovigo, dove siete, se ci state seguendo attraverso i social network, attraverso lo streaming, insomma questi sistemi meravigliosi di comunicazione istantanea però fanno sì che l'informazione esca in maniera pletorica, poco controllata, ciascuno di noi diventa ricettore e emittente di informazione, lo diventa in maniera tumultuosa, caotica, priva di controllo, e in fondo anche il controllo potremmo discutere se sia giusto porlo o meno, ma insomma tutto questo fa sì che l'informazione si diffonda in maniera, scusate qui c'è un problema di luce evidentemente, si diffonda in maniera tumultuosa e crei un problema sul problema. Quindi noi adesso abbiamo un problema di gestione della notizia e dell'informazione medico-scientifica che appunto si sovrappone a quello clinico, e anche qui sta la nostra fragilità. Sta la nostra fragilità perché noi quando gestiamo l'informazione la gestiamo attraverso appunto quei meccanismi sbagliati di ragionamento che dicevo essere molto umani, che tutti quanti abbiamo in testa. Tra questi ce n'è uno, per esempio, un altro rispetto a quello che ho detto prima, ce n'è uno che fa sì che noi andiamo a cercare le notizie che confermano quello che già abbiamo in testa. Quindi noi tendiamo a ripostare su Facebook, a proporre ai nostri amici articoli scientifici o articoli di giornale o informazione televisiva o quel che è. Soprattutto se possiamo dire, ve l'avevo detto io, no? Era quello che avevo detto ieri sera a cena, ecco qui questa è la conferma del fatto che io ci avevo visto più lungo di voi. Ma teniamo conto che in questo momento storico l'informazione scientifica e l'informazione anche, diciamo, politica che ha a che fare con questa materia scientifica è terribilmente incasinata dal fatto che sono saltati i meccanismi consueti della pubblicazione scientifica. Questo è un capitolo molto lungo e molto tecnico, per cui non entro nello specifico, e poi non ha a che fare con la fragilità umana quanto con la fragilità delle nostre costruzioni culturali, in questo caso con la fragilità della costruzione culturale scienza, che è una costruzione che ha bisogno di scambio di informazioni. Però vi basta sapere che quello che è successo è che si è deciso di accelerare il processo di scambio dell'informazione scientifica proprio per affrontare la situazione di emergenza nel modo migliore. Quindi si è deciso che io, scienziato che lavoro in Australia, devo, perché è una questione etica, liberare i risultati anche preliminari dei miei esperimenti prima di averli sottoposti a 100.000 controlli, e devo liberarli in modo tale che Enrica, che sta a Rovigo, possa leggerli e fare la sua ricerca utilizzando i miei risultati preliminari, e poi magari c'è un altro scienziato in Canada che utilizza i nostri risultati anche preliminari e così via. Vi rendete conto che se manca il controllo sulla prima della catena, che sono stata io, manca il controllo sulla seconda e così via, oppure ci sono controlli parziali o controlli che arrivano in corso, controlli che arrivano troppo tardi. Bene, si creano informazioni in seno alla comunità scientifica e con il bollino della comunità scientifica, che però non hanno validazione, che magari non l'avrebbero in condizioni normali, e questo si sovrappone ai meccanismi, diciamo, normali, tra virgolette, di produzione delle fake news. Quindi la comunità scientifica in questo momento, con una condizione di, diciamo, emergenza, che quindi costituisce anche una condizione di fragilità, sta mettendo lì le basi per la produzione di un tipo di notizia sbagliata a bovo, perché è passibile di tanti errori che oggi non possono essere controllati. La produzione dell'informazione scientifica si è fatta così tumultuosa che appunto si creano sacche di informazione che probabilmente un giorno sapremo essere profondamente sbagliata. Ma su questo poi arriviamo noi giornalisti, arrivano i social network, arriviamo noi utenti dei social network che condividiamo le cose che ci piacciono di più, abbiamo gli scienziati del cuore, ci siamo fatti delle idee fai da te su quello che sta succedendo, e la nostra umana fragilità fa sì che la pandemia la affrontiamo male e l'infodemia probabilmente la affrontiamo peggio. Detto questo, appunto, credo che la nostra
fragilità possa essere esplorata in molti modi. Io vi ho dato così appunto il mio punto di vista su questi due grossi elementi, la pandemia che esisterebbe anche senza Facebook e l'infodemia che esiste dal 2003, esiste, perlomeno viene codificata, e alla quale partecipano anche i capi di Stato. Pensate che Trump, fino a che non si è ammalato, faceva 20-30 tweet al giorno, 40 tweet al giorno, era un grande twittatore. E insomma, ecco, vi ho dato questi due elementi della nostra fragilità personale e sociale, e spero che con questo, insomma, uno spunto di riflessione che viene dalla scienza sia stata in grado di darvelo. Considerate che tutti quanti noi siamo un po' diffidenti nei confronti dell'autorità, lo stiamo diventando sempre di più. Io non ci vedo niente di male in tutto questo, anzi la scienza e l'autorità scientifica è giusto che noi siamo in grado di criticarla, però ecco, cerchiamo di criticarla quando gli strumenti ci sono e quando le condizioni ci permettono di farlo. Grazie. Grazie Silvia, grazie per la ricchezza dei tuoi contributi e di spunti che ci hai dato. La complessità che hai descritto è sicuramente tema di riflessione per ciascuno di noi da molteplici punti di vista. Mi ha colpito il fatto che fin da subito tu abbia parlato giustamente di ottica preventiva, cioè di poterci porre oggi rispetto al domani con un approccio preventivo e di attenzione. Siamo oggi in un momento in cui frapponiamo già tra noi e l'altro qualcosa, mettiamo tra noi e l'altro 1 metro di distanza, mettiamo tra noi e l'altro una mascherina, mettiamo tra noi e l'altro un monitor di un computer. La relazione sociale è cambiata radicalmente perché sono cambiate le regole che ci stanno imponendo e quindi ci stanno dettando le nostre consuetudini. In questo scenario che questa mattina l'assessore alla cultura della nostra città definiva ground zero delle priorità condivise, credo che abbiamo l'opportunità di farci delle domande e di chiederci che cosa effettivamente, quali siano le condizioni, quali siano le dinamiche con cui oggi possiamo relazionarci all'altro e costruire dei nuovi modi di relazione. In tutto questo, quindi, la nuova sfida sarà quella di considerare e accettare la nostra fragilità, imparando nuovi modi per aprirci all'altro. E per farlo chiediamo e passiamo la parola a Michela Marzano, autorevole ospite di questa giornata, professore ordinario di filosofia morale all'Università Descartes di Parigi, scrittrice e autrice di numerosi saggi e romanzi in francese e in italiano. A Michela chiediamo come fare quindi per accettare la nostra fragilità e al contempo riuscire a riavvicinarci all'altro, imparando a convivere con l'incertezza, dopo che per anni non abbiamo fatto altro che cercare di prevenire e controllare tutto e tutti, compresi noi stessi. A te la parola Michela e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, grazie Enrica, buonasera a tutte, buonasera a tutti, io spero che mi si senta. Prima quando mi sentite? Grazie. Sì. No, scusate, chiedo conferma perché prima quando Silvia ha iniziato a parlare io sono rimasta completamente tagliata fuori e cercavo di mandare SMS e messaggi per dire rimettetemi dentro, sono fuori. Quindi preferisco, a proposito di fragilità, io poi con le nuove tecnologie sono di un'altra generazione, quindi tutto quello che è nuova tecnologia mi rimette di fronte alla mia stessa fragilità. Allora, per cercare di affrontare questo tema di come riavvicinarsi agli altri e come far fronte alla nostra fragilità, io vorrei fare un piccolo passo indietro per cercare di dirvi e di dire anche a me stessa come questa fragilità
è venuta prepotentemente fuori durante i mesi di lockdown e continua ad essere ancora di fronte a noi, in mezzo a noi. Io mi ricordo, è stato detto prima, io sono in collegamento dalla Francia, da Parigi, dove vivo e dove lavoro. E quando ci fu l'informazione secondo la quale in Italia era stato decretato il lockdown, in Francia ancora non venivano prese tutta una serie di misure. Furono prese con una quindicina di giorni di ritardo e poi pian piano il destino della Francia e il destino dell'Italia si sono incrociati, perché in questo momento, mentre in Italia la circolazione del virus è abbastanza sotto controllo, in Francia in questo momento ogni 24 ore siamo costretti a renderci conto che ci sono 15.000 casi di nuovi positivi. Quindi questo per dire come in realtà non siamo ancora usciti purtroppo da questa pandemia e molto probabilmente quello che dovremo cercare di fare nel corso delle prossime settimane, nel corso anche dei prossimi mesi, è proprio quello di convivere con questo virus, con questa pandemia e con questa nostra estrema fragilità che la pandemia di fatto ci ha reinsegnato. Io non so quanti di voi videro il 18 marzo o hanno visto più tardi quelle immagini che io ho ancora davanti agli occhi. Era il 18 marzo, c'erano i carri armati pieni di corpi che partivano da Bergamo e si allontanavano e andavano verso le altre città perché si dovevano smaltire i cadaveri. Ecco, questa è una di quelle frasi che pensavo che non avrei mai potuto pronunciare nella mia vita, i cadaveri da smaltire. Siamo stati tutti confrontati a qualcosa di inimmaginabile, a delle immagini forse di fronte alle quali non pensavamo mai che ci saremmo dovuti trovare. Persone che morivano sole. Ora, quando si soffre, quando si muore si è spesso soli. Anzi, io ripensando alla questione della sofferenza e della solitudine ho trovato una citazione di un libro che vi vorrei leggere, che avevo letto alcuni anni fa ma che mi è tornata in mente proprio guardando queste immagini di questi carri armati pieni di corpi, pieni di cadaveri. E si tratta di una citazione del romanzo di Dino Buzzati, pubblicato nel 1940, il cui titolo è Il deserto dei Tartari. E a un certo punto il protagonista, Drogo, dirà la cosa seguente, cito: «Gli uomini, per quanto possano volersi bene, rimangono sempre lontani. Se uno soffre, il dolore è completamente suo. Nessun altro può prendere su di sé una minima parte di questo dolore. Se uno soffre, gli altri, per questo, non sentono male, anche se l'amore è grande, e questo provoca la solitudine della vita». Fine della citazione. Per quale motivo ho voluto darvi questa citazione? Perché io penso che uno dei primi insegnamenti terribili di questa epidemia, di questa pandemia, di questa sofferenza, di questa morte, di questa solitudine, sia proprio quello di averci ricordato la vulnerabilità e la mortalità della condizione umana. E per quale motivo dico questo? Perché nel corso degli ultimi decenni noi siamo tutti cresciuti con l'idea di poter essere onnipotenti, di poter fare quello che si voleva fare. Io non so se ve lo ricordate, ma per tanti anni circolava una frase: basta volere per potere, il mito dell'onnipotenza. Possiamo essere più forti dei nostri limiti, possiamo essere più forti del nostro corpo, possiamo essere più forti della nostra fragilità. Ecco, il primo insegnamento di questa pandemia è stato quello purtroppo di ricordarci che attraverso il nostro corpo, la nostra corporeità, noi siamo tutti vulnerabili. Quando si parla di fragilità, fragilità non è solo un concetto filosofico, non è solo un concetto astratto, è quel qualcosa con cui tutti noi siamo costretti a convivere. Il corpo ci indica i nostri limiti e siccome siamo degli esseri umani, siccome siamo degli esseri corporei,
possiamo ammalarci. Questa epidemia ci ha messo tutti di fronte a questa possibilità, continua a metterci di fronte a questa possibilità. Prima Silvia diceva molto bene, abbiamo tendenza a immaginare che succeda sempre agli altri, ma il fatto stesso che ognuno di noi si protegga con le mascherine, io vi vedo, avete le mascherine, allora c'è sicuramente un obbligo esterno, ma c'è anche quell'obbligo interno che ognuno di noi si pone perché si sente vulnerabili e perché vuole proteggere se stesso e gli altri. Si è ricominciato a fare lezione in presenza, almeno qui in Francia, nonostante l'impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza, però siamo tutti studenti e professori con le mascherine, consapevoli dei nostri limiti, consapevoli della nostra fragilità. Allora, per quale motivo dico questo? Perché quel famoso nulla sarà mai più come prima, che era una frase che a un certo punto ha cominciato a circolare con un hashtag sui social, noi lo stiamo sperimentando prima di tutto attraverso il nostro corpo e attraverso la vulnerabilità del nostro corpo. Poi ci sono altre due parole chiavi, oltre a corpo e quindi corpo vulnerabile, di cui io vi vorrei parlare oggi. La prima parola è temporalità. In che senso la temporalità? Perché noi attraverso questa epidemia non abbiamo soltanto riscoperto la vulnerabilità del nostro corpo e la vulnerabilità della condizione umana, ma siamo stati anche costretti a riscoprire l'incertezza della temporalità nella quale noi viviamo. Anche qui per tanto tempo noi abbiamo creduto, io per prima, di poter controllare le nostre agende, di poter controllare il nostro tempo, di poter controllare i nostri spostamenti. Io vivo e lavoro in Francia da 20 anni, ma negli ultimi anni praticamente ogni settimana prendevo un aereo e venivo in Italia, anche a Rovigo, sono venuta più volte. E perché? Perché riuscivo a controllare la mia agenda, a controllare i miei gesti, a controllare il mio tempo e a non vivere in quello che questa pandemia ci ha ributtato di fronte agli occhi e non vivere nell'incertezza. Io mi ricordo che una delle cose che è stata per me in assoluto più angosciante nelle settimane del lockdown, ma non solo durante il lockdown, fino all'estate, fino a quando si sono veramente riaperte le frontiere. Ora si sono di nuovo in parte chiuse, gli aerei sono stati annullati, io ho continuato a comprare, incapace di rendermi conto che dovevo imparare a vivere, a convivere con l'incertezza, ho continuato a comprare i biglietti d'aereo per l'Italia, i biglietti d'aereo per l'Italia hanno continuato a essermi annullati, la mia angoscia per tanti mesi e ancora oggi è una: come farò a tornare a Roma, ad andare a Roma dove Silvia ha la fortuna di vivere, dico la fortuna, dove vivono i miei genitori? Se dovesse succedere qualcosa ai miei genitori, come potrò io in questa incertezza poter decidere all'ultimo momento di prendere un aereo o un treno e partire? Allora, per quale motivo dico questo? Perché convivere con l'incertezza è ancora un passo supplementare rispetto a quello che ho nominato prima. Cioè, noi abbiamo dovuto imparare a confrontarci con la fragilità e la vulnerabilità del nostro corpo, della nostra fisicità, ma dobbiamo anche confrontarci e imparare a convivere con la vulnerabilità e la fragilità di un tempo che ci scappa, di un tempo che è incerto, laddove per anni siamo tutti cresciuti confrontandoci con la possibilità che ci veniva data di combattere l'incertezza, di sostituire e rimpiazzare l'incertezza con la certezza e con il controllo. Controllo e certezza sono venute meno e quindi c'è questa fragilità ulteriore. Non soltanto possiamo anche noi ammalarci, ma non possiamo più sapere dove saremo fra una settimana, fra 2 settimane, perché i programmi si sbriciolano e quindi viene meno anche qualcosa che ci permette talvolta di tenerci su, cioè la possibilità di controllare quello che noi facciamo e quello che vogliamo fare. L'ultimo elemento, ma non per questo il meno importante, è il tema della relazione o delle relazioni, perché quello che questa pandemia ci sta insegnando, ripeto, stiamo ancora continuando a rendercene conto, non è soltanto la questione della vulnerabilità
e della fragilità del corpo. Non è soltanto la questione dell'incertezza con la quale ci dobbiamo ormai confrontare, ma è anche un nuovo modo di costruire e coltivare le relazioni con gli altri. La difficoltà che noi abbiamo è oggi quella di gestire al tempo stesso la distanza e la vicinanza. Come avvicinarci agli altri senza mettere noi stessi in pericolo e senza mettere in pericolo gli altri, ma come al tempo stesso non allontanarci troppo per evitare che le relazioni si sbriciolino. Anche qui torniamo indietro, cioè torniamo al momento del lockdown, che secondo me è stato molto importante e tante cose andrebbero ricordate, forse perché non sono state nominate fino in fondo quando le vivevamo. Eravamo tutti in casa, non si poteva uscire, però al tempo stesso, nonostante questa distanza fisica, che chiamava distanza sociale, ma non era una distanza sociale, era una distanza fisica, ebbene, nonostante la distanza fisica, noi ci siamo aperti agli altri, attraverso i social, ma talvolta anche aprendo le finestre. C'erano gli striscioni, si cantava sui balconi, si comunicava. A Parigi c'era un'abitudine che è durata 3 mesi, alle 8 di ogni sera si apriva la finestra e si battevano le mani. Era un modo di dire grazie al personale medico, era un modo di dire grazie a chiunque continuava a lavorare e stava tra la gente, ma era anche un modo di dire al vicino di casa: ci sono distante ma sono presente. Allora, per quale motivo dico questo? Perché nel momento in cui è finito il lockdown e abbiamo ricominciato ad uscire nelle strade, paradossalmente quella che era una distanza minore è diventata talvolta una distanza maggiore. Avevamo paura di avvicinarci agli altri. Io ho assistito a un paio di scene che mi hanno molto inquietato. Una signora anziana cadeva, mentre prima del lockdown, prima dell'epidemia, le persone si precipitavano per aiutare questa persona a rialzarsi. Dopo il lockdown nessuno si avvicinava, c'era paura del contatto. Allora, mentre durante la chiusura, durante il lockdown, abbiamo provato ad aprirci socialmente agli altri, nel momento in cui il lockdown è finito, ci siamo chiusi agli altri perché la vicinanza fisica ci faceva paura. Adesso ci stiamo abituando a interagire con le mascherine. Io mi ricordo la prima volta che ho cominciato a fare lezione in presenza con la mascherina con i miei studenti, il mio interrogativo era: come farò a comunicare loro al di là delle parole? Allora, io non so fino a che punto voi riuscite a vedermi ora inquadrata, adesso le alzo le mani, io sono una che gesticola, che parla, ma non perché sono italiana e ho bisogno di parlare con le mani. Io parlo con le mani e ho sviluppato ancora di più questo modo di comunicare nel momento in cui con la mascherina non devo far vedere l'espressione esatta che avevo nel momento in cui parlavo. Ci sono gli occhi, attraverso gli occhi noi possiamo comunicare, entrare in contatto, ma è chiaro che la bocca, che è ciò attraverso cui si sorride, attraverso cui si fa una smorfia, con la mascherina noi ci tagliamo, ci allontaniamo. Allora dobbiamo riuscire a ricreare uno spazio del confronto in altro modo, calcolando che purtroppo questa nuova forma di distanza non fa altro che iscriversi in una tendenza che era lì già prima dell'epidemia e della pandemia. Non ci dimentichiamo che la tendenza a considerare l'altro, l'alterità come pericolosa, era una tendenza che era già presente prima. Tant'è vero che alcuni movimenti politici hanno addirittura fatto di questa diabolizzazione dell'altro uno slogan. L'altro in quanto altro è pericoloso, l'altro in quanto diverso può venire a turbare la mia identità. Ecco, questa alterità pericolosa, l'epidemia, la pandemia ce l'ha ributtata di fronte. Noi siamo costretti adesso a confrontarci
con questa alterità che può certo essere pericolosa in parte, ma che in realtà ci rimette davanti quella che è la nostra stessa umanità. E per quale motivo, tra l'altro, ognuno di noi ha sempre tendenza ad aver paura dell'altro, prima ancora di parlare di epidemia? Perché, come spiegava molto bene Freud, il padre della psicanalisi, ogni qualvolta noi siamo confrontati all'alterità altrui, noi siamo rimessi in contatto con quell'alterità che ci portiamo all'interno di noi stessi. E perché ognuno di noi si porta all'interno di sé un'alterità? Perché ognuno di noi è diverso sempre e comunque rispetto a quello che vorrebbe essere, rispetto a quello che gli altri avrebbero voluto che noi fossimo. Ecco, questa inquietante stranezza, questa alterità che noi ci portiamo dentro si rianima nel momento in cui siamo confrontati all'alterità che è all'esterno di noi. Allora, qual è la sfida di fronte alla quale noi ci troviamo? La gestione della paura dell'altro, la gestione della paura della nostra fragilità corporea, la gestione della paura dell'incertezza, calcolando che finché noi non gestiamo tutte queste paure rischiamo di rompere il legame sociale. Nel momento in cui rompiamo il legame sociale ci ritroviamo allora sì definitivamente chiusi e murati in una forma di solitudine. E quindi, e chiudo per poi permettere appunto di avere anche una decina di minuti di dialogo, noi dobbiamo in questo momento riuscire a ricostruire una forma di fiducia in noi stessi e negli altri. E che cosa vuol dire ricostruire fiducia in noi stessi e negli altri? Vuol dire dobbiamo ricominciare a scommettere sulla nostra capacità di resistere nonostante la fragilità, a scommettere sulla capacità che l'altro avrà di mostrarsi all'altezza delle nostre aspettative, a scommettere sulla capacità che avremo insieme di far fronte a questa epidemia, a scommettere sulla capacità che avremo di restare solidari fino in fondo, anche se dovessimo confrontarci a una mancanza di posti in rianimazione. E questo mi permetto di dirlo en passant. Il problema non è definitivamente risolto. In Francia, in Île-de-France, a Parigi, dove io vivo, parlano sempre più spesso persone, medici che lavorano nelle rianimazioni e dicono non ci sono più posti. Se si continua ad andare avanti così saremo presto costretti a fare un'opera di triage, cioè a decidere chi ospedalizzare e chi invece non ammettere. Allora, se noi vogliamo cercare di far fronte insieme, scommettere sul futuro e al tempo stesso non rinnegare la nostra fragilità, dobbiamo imparare a riavvicinarci agli altri e al tempo stesso proteggerci, ad accettare l'incertezza, ma al tempo stesso a non voler abbandonare nessuno solo per la strada e quindi di fatto a riappacificarsi con questa fragilità che è tipica della condizione umana, nonostante per tanto tempo si sia fatto di tutto per cercare di convincerci che potevamo essere indipendenti e che era senza mai affidarsi agli altri che avremmo potuto sconfiggere le difficoltà della vita. Accettare la fragilità, accettare la dipendenza, accettare la vulnerabilità e nonostante tutto continuare a scommettere sulla possibilità di creare legame, creare vivere insieme e fare quindi tutti insieme società. Grazie Michela, prezioso l'invito finale di continuare a scommettere sulla possibilità di costruire relazioni, costruire comunità e socialità. Chiedo adesso al pubblico qui presente in sala se ha qualche domanda, qualche contributo o riflessione da condividere con le nostre relatrici o se invece ce ne sono dal web.
Ok, finché allora, per la sala, se c'è qualcuno, è sufficiente alzare la mano e c'è una nostra volontaria con il microfono che si avvicinerà e vi farà fare la domanda. Nel frattempo io vi presento le domande che sono arrivate tramite il canale YouTube. La prima domanda è: i rapporti tra le persone potranno mai tornare come prima della pandemia, secondo voi? E ancora, come avete vissuto il lockdown? Questa è una domanda fatta dai ragazzi del liceo che stanno collaborando con noi di Fabbrica dello Zucchero nell'ambito di un'alternanza scuola-lavoro. A voi la parola, decidete voi come... Alzate la mano anche voi. Anche noi? Ma io... Vai. Posso iniziare? Non so, Silvia? Certo. Non sentiamo Silvia? Quindi direi intanto inizia pure tu, Michela. Così nel frattempo sistemiamo anche il microfono di Silvia. Adesso abbiamo perso Michela. No, ok, ci sei, perfetto, vai. Ok. Sentiamo anche Silvia, bene. 1, 2, 3. Sì, ti sentiamo. Vai pure, Michela. Io scusate, non avevo capito perché essendoci stato un momento di blocco immagine a proposito di incertezza. Se c'è un problema con l'audio di Michela, anticipo. Ok, allora vai tu nel frattempo, Silvia, così capiamo. Ciao, Carlo. Sì, allora, vai. i nostri rapporti umani torneranno come prima. Noi prima vivevamo in un mondo davvero molto libero, e molto, diciamo, ingenuo anche per certi versi. Appunto, se guardate che Topo Gigio ci doveva dire di lavarci le mani e non abbiamo imparato, dopo 11 anni ce lo dobbiamo ridire di nuovo. Credo, allora, noi siamo esseri umani, quindi ricordatevi di quando vennero fuori la posta elettronica, i social network, ci fu chi disse che avremmo cambiato il modo di interagire, di fidanzarci, di innamorarci. Secondo me, ecco, noi siamo rimasti noi, abbiamo avuto degli strumenti in più per fare casino, per fare delle stupidaggini o per trovare, insomma, nuove conoscenze, per ritrovare i compagni delle elementari, eccetera, ma non è che sostanzialmente questo ci abbia cambiato, anche appunto la nostra propensione a credere alle panzane, eccetera. Noi siamo sempre noi, sono gli strumenti di comunicazione che sono cambiati, e qui idem, sono, diciamo, un po' le modalità di interazione fisica, ma quelle di interazione poi sentimentale io non credo che siano cambiate in maniera sostanziale. Se la domanda però è: torneremo a stringerci le mani, a baciarci, ad andare in discoteca, eccetera, non succederà a breve. Dovremo imparare questa cosa, che questo virus ormai è tra noi, ormai è un virus umano. La storia ci insegna che poi con i virus si convive, e si convive sostanzialmente in due maniere: c'è diciamo, un adattamento biologico e un adattamento sociale. L'adattamento biologico non sappiamo, non possiamo fare grandi previsioni, però potrà succedere che i nostri rapporti con questo virus miglioreranno, no? Prendete il virus del morbillo, c'è stato un momento in cui era un virus degli animali, poi è diventato anche un virus umano, all'inizio ha fatto un gran pastrocchio, dopodiché adesso è un virus che ha comunque una certa mortalità, è terribilmente contagioso, però abbiamo imparato a conviverci anche dal punto di vista biologico, quindi sostanzialmente oggi la maggior parte di noi l'ha già incontrato, il virus circola abbastanza poco, abbiamo, santo cielo, i vaccini, che anche questi cambiano la nostra biologia in maniera, per fortuna, molto importante, e così via. E poi c'è una convivenza di tipo sociale. Se pensate all'esempio dell'HIV, noi prima dell'epidemia da HIV, a parte che parlavamo molto meno di sesso, ma avevamo molta meno disponibilità di preservativi e non ci veniva nemmeno in mente, anzi lo trovavamo molto sconveniente l'idea di averli in casa, e così via, e abbiamo cambiato molte delle nostre abitudini perché c'era una malattia a trasmissione sessuale in più, non che prima la trasmissione sessuale non esistesse, ma ce n'era una che ci faceva più paura, e quindi è stato un adattamento sociale, e questo dovrà avvenire anche per il coronavirus, un adattamento sociale che in questo momento è stato molto veloce, appunto distanziamento tra le sedie, mascherina, ma
prima o poi dovrà un pochino cambiare le nostre abitudini in maniera radicale. Poi nei prossimi anni non lo so, ecco. Francamente credo che più che le discoteche adesso dovrebbero preoccuparci, diciamo, il funzionamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è quello che ci ha garantito buona qualità di vita e una buona durata della vita in questi ultimi anni, e che invece nei prossimi anni potrebbe drasticamente riportarci indietro. Come ho vissuto il lockdown? Allora, i ragazzi del liceo sicuramente non hanno vissuto bene, anch'io l'ho vissuto molto male, perché sono rimasta per altre ragioni, perché io, sostanzialmente per due ragioni, perché sono freelance e quindi ho visto perdere molto del mio lavoro e mi sono molto preoccupata, e anche lì appunto la domanda come cambieranno i nostri rapporti è diventata anche come cambierà il nostro modo di lavorare, il mio in particolare, perché io faccio un lavoro ad altissima socialità e lo stiamo rivedendo. Ecco, questo è un esempio, quello che state vedendo, di adattamento sociale più che biologico, ed è stato possibile in pochi mesi, in una certa misura, e insomma le cose, per fortuna noi esseri umani abbiamo molte risorse. E dal secondo punto di vista che mi ha reso abbastanza tremendo questo lockdown, è che sono rimasta da sola con mia figlia che aveva 6 mesi, e quindi ho dovuto affrontare lo svezzamento da sola, con le code ai supermercati, non c'era possibilità di avere la consegna a casa della spesa, non avevo donna delle pulizie, non avevo babysitter, non avevo niente, pioveva, il quartiere era pieno di povera gente, di polizia, e io da sola che spingevo il passeggino per cercare di non far piangere la mia bambina. E questi sono stati 2 mesi veramente angoscianti, e poi è cominciata la fase 2 e pian piano ne siamo usciti, per cui io spero che in un prossimo lockdown non ci finiremo più. Se dovessimo finirci però so più o meno come affrontarlo, E poi la bimba è cresciuta. Allora, io sono tornata, se mi sentite. Sì, ti sentiamo, vai pure. Ok, allora, Sì. posso andare? Allora, come ho vissuto il lockdown? Allora, anch'io l'ho vissuto non bene, per 3 motivi. Allora, il primo, ho accennato prima, la distanza che mi sembrava incolmabile tra me e l'Italia, cioè tra me e il mio paese, tra me e i miei affetti, tra me e i miei genitori, con questa preoccupazione terribile. I miei genitori ormai cominciano ad essere anziani, e io per tutto il tempo mi sono detta: e se succede qualcosa come faccio? E a una mia carissima amica è successo, la mamma è morta ad aprile e lei è potuta tornare, vivendo all'estero anche lei, soltanto il mese di luglio. Ecco, vi lascio immaginare che cosa può significare per una figlia non poter dire addio alla propria mamma e vedersela già tumulata. Ecco, credo che sia qualcosa di estremamente duro, quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento: io non avevo figli da svezzare, ma avevo un marito che ha vissuto ancora peggio di me, non so se perché francese o perché uomo, è una battuta, mi butto in avanti per non cadere indietro, ma si è messo sul divano e delle cose dovevano essere gestite da me. Ha avuto un momento di grande sconforto, però è stato complicato proprio perché, non essendo tra l'altro un bambino, quello che non era facile era trovare la giusta distanza. Cosa fare io al posto suo e cosa invece doveva essere lui a fare per se stesso in un momento di separazione e di difficoltà. Terzo elemento: i miei studenti. Quando dico i miei studenti è perché io insegno in università, però sono bambini, come li chiamo, anche quando sono in università, primo e secondo anno, e l'interruzione brusca e dover semplicemente provare a fare lezioni online attraverso Zoom oppure attraverso una piattaforma che abbiamo noi qui a Parigi che si chiama Moodle è stato molto complicato, perché mancava la possibilità di esserci. E quando dico esserci è perché insegnare non significa soltanto recitare un corso, ma significa anche mostrare proprio col proprio esempio, con l'essere accanto, che cosa vuol dire. Io poi insegno etica, filosofia morale, quindi sono delle nozioni che certo io posso trasmettere a voce, ma è anche vero che è solo in presenza che si riesce veramente a portare avanti un discorso. Quando io li faccio lavorare su un dilemma morale è necessario quello scambio e quella presenza che chiaramente viene meno nel momento in cui un corso è attraverso una telecamera e non c'è più questo contatto.
Allora, che cosa succederà nel futuro dei rapporti? Io non credo che tornerà tutto come prima, però penso che siamo a un bivio in cui siamo di fronte, possiamo scegliere se rischiare di rovinare le cose oppure migliorarle. E quando dico rischiamo di rovinarle, nel senso che quello che è lì come difficoltà grande è la possibilità che ognuno di noi diventi indifferente nei confronti degli altri, quindi c'è il rischio di una possibile anaffettività, il rischio di un'indifferenza tale che porti a non provare più compassione, proprio un compatere, sentire con gli altri, essere associati e quindi costruire qualcosa di comune, e questo è un rischio. L'opportunità che però abbiamo è quella di ricostruire delle relazioni sociali, perché non è che le relazioni sociali andassero così bene prima del lockdown e prima dell'epidemia, quindi di ricostruirle in maniera nuova, consapevoli dei nostri limiti. E questa è una grande opportunità, perché ogni relazione nasce nel momento in cui sappiamo che all'interno di una relazione siamo fragili. Se noi non partiamo dal presupposto che siamo fragili, perché quando entriamo in relazione dipendiamo dal ben volere altrui, dipendiamo dalla sua capacità di risponderci, dipendiamo dalla sua capacità di starci accanto, se noi non partiamo da lì, la relazione parte male e non può consolidarsi. Allora, rischio, anaffettività, opportunità, costruire delle nuove relazioni consapevoli dei nostri limiti e delle nostre fragilità. Bene, grazie di nuovo a Silvia Bencivelli e a Michela Marzano. Se non ci sono domande da parte del pubblico in sala, io colgo l'occasione per ricordarvi i prossimi appuntamenti del Festival Tensioni, a partire dal Rosa 10 esercizi per nuovi virtuosismi, che si terrà tra mezz'ora alle 18:30 nello spazio B, e poi per ricordarvi le installazioni continuative che ci sono per tutta la giornata di oggi e la giornata di domani all'interno degli spazi della Fabbrica dello Zucchero. Tra queste i poster per i diritti umani che trovate al Muretto Caldaie, il suono immobile, l'installazione in saletta colonne di Camilla Ferrari e Alberto Gambato, produzione di Fabbrica dello Zucchero. Voi che guardate dietro di me in saletta colonne e Calibro, un metro di distanza, installazione che potete aver visto magari nei giorni scorsi in Gran Guardia e che potete poi ammirare in piazzetta colonne durante tutte queste 2 giornate. Detto questo, io vi ringrazio per la presenza, ringrazio nuovamente Silvia e Michela per essere state con noi e per tutto quello che ci hanno regalato questa sera, hanno condiviso con noi, e vi auguro una buona serata. Ciao.